Abbiamo identificato una candidatura che va al di là della politica, al di là dei partiti, ma che crediamo possa essere apprezzata dai cittadini di Villafranca. È una città Villafranca che ha pieno diritto di riavere un ospedale a tutti gli effetti. C'è chi questa battaglia l'ha sostenuta in tutte le sedi, dal comune fino alla regione, con coerenza, e il candidato sindaco rappresenta questo tipo di sensibilità. E poi appunto il luogo simbolo, perché appunto questo è uno sicuramente dei temi molto sentiti da questa comunità. Questa candidatura e questa scelta di puntare sulla lista Tosi ha avuto delle rimostranze proprio in alcuni esponenti del Carroccio, anche del Carroccio villafranchese. L'hanno accusata di svuotare la Lega Nord in favore della lista Tosi. Come risponde? Che è qualcosa che non c'entra nulla. Allora, dicevo che è qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con la Lega, guai a svuotare la Lega, guai a essere contro la Lega. È qualcosa che è a fianco della Lega, che è a fianco soprattutto della società civile e che cerca di dare voce ai cittadini che magari non si riconoscono in un partito politico ben determinato, ma nella buona amministrazione, in un certo modo di amministrare il bene pubblico, quello sì. Il messaggio chiaro che vogliamo lanciare a tutti i presenti è che siamo qui tutti riuniti per parlare di un nuovo progetto e per lanciare una candidatura di una persona che vuole unire ciò che a Villafranca ha consentito di vincere anche in passato, cioè di tenere unito il centro-destra. Questo è un caposaldo, certo, quando si parla dell'ospedale di Villafranca la battaglia è partita tanti anni fa, è stato Flavio a portare a casa il risultato, a dare certezza. Sappiamo che c'è un commissario che lo sta portando avanti, sappiamo che i finanziamenti ci sono e stanno andando avanti e vengono interrogati man mano che le opere avanzano, quindi l'ospedale di Villafranca è una certezza. È una certezza anche all'interno di quella che è la programmazione regionale. Avete sentito parlare di scheda, avete sentito parlare di piano sociosanitario. Ebbene, Villafranca è inserita perfettamente con un ruolo importante all'interno del piano sociosanitario e questo sarà un punto di riferimento certo per la sanità veronese e per la sanità veneta. Io devo fare una parentesi, se mi consentite, Matteo Perosa, devo ringraziare la mia famiglia perché per il mestiere che faccio ho loro sottratto molto tempo e sanno che ne sottrarrò molto di più, ma sono consapevoli che quando c'è bisogno di dare qualcosa di più per la comunità in cui vivi, non puoi che dire sì, io lo sento come dovere civico. Puoi fare come amici, quelli che ci sono qua, mi permettete una parentesi per non aver dose perché lo conosco, avevo molti più capelli neri, anzi molti più capelli per la verità comunque. E abbiamo fatto insieme un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Con lui abbiamo fatto la battaglia efficiente dell'ospedale, ma io da subito avevo organizzato il primo comitato che ho organizzato io, ma fortunatamente di là in assessorato c'era proprio nessuno. La sua abnegazione, la sua voglia, il suo amore per questa terra, e noi glielo dobbiamo essere grati, ha fatto sì che quelle generi non si ripetissero questo ospedale. Oggi che l'ospedale in parte è risolto e sono sicuro che dell'impegno per cui sono qua, con una battaglia mia di 10 anni, che questo ospedale risorgerà e risorgerà meglio di prima. Io vorrei tagliare quel nastro. Io ovviamente sono siciliano d'origine, dico neurologia, ma sono provengo dallo stesso paese della moglie di Bossi. Sono però villafranchese di adozione, io mi sento un figlio adottivo di questa comunità. Io questa città l'ho conosciuta da Natale, poi ho un'ospedale a Natale e l'ho apprezzata e ti posso dire, mia moglie qua presente, abbiamo fatto una scelta di vita, dopo alcuni anni ci è piaciuto, noi lavoravamo qua giù e abbiamo deciso di venire a vivere qua. La mia è una
coinvolgere tutte le menti. C'è bisogno di confrontarsi con le associazioni produttive e sociali di questo paese, perché è vero che c'è la crisi, ma c'è il piange addosso. E allora dico, noi tutti dobbiamo costruire una grande squadra, una squadra prestigiosa, perché mi hanno insegnato che il prestigio di una città è legato per filo al prestigio della classe dirigente, della sua classe dirigente, e Verona è un esempio. Bravo! Io sono qua per giocare, ma francamente chi mi conosce sa, come sparativo, non ne gioco per te, ma gioco per ma comincia una bella avventura, affascinante avventura, e allora tutti uniti andiamo per vincere questa battaglia. Grazie.